Benvenuti! Oggi è giovedì 26 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 6:17 e cala alle 21:51. Oggi si celebrano i santi Giovanni e Paolo martiri. Il nome Giovanni è di origine ebraica e significa dono del Signore. Paolo viene dall'aggettivo Paulus, che vuol dire piccolo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 26 giugno per celebrare la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, affermando la sua determinazione nel rafforzare l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga nasce nel 1997 l'Ufficio dell'ONU contro la droga ed il crimine, che oltre a condurre attività di ricerca e analisi, sviluppa progetti di cooperazione tecnica e assiste gli Stati membri. Buon compleanno al dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Paolo Maldini, oggi 57enne. Figlio del grande Cesare, ha superato per talento calcistico il padre, diventando uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Ha giocato per l'intera carriera con il Milan, vincendo 26 trofei. Rientra inoltre nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera ed è l'unico italiano, insieme a Gianluigi Buffon, a farne parte. Auguri anche ad Antonio Ricci, il padre di Striscia la Notizia, che oggi compie 75 anni. Già 29enne è stato autore di programmi televisivi come Fantastico, quindi ha collaborato con Beppe Grillo per poi creare il Varietà Drive-In. Nel 1988 inventa Striscia la Notizia, telegiornale satirico e trasmissione cult della TV. Sono 54 le candeline per Max Biaggi, ex campione del motociclismo. Per 4 volte ha vinto il mondiale nella 250 ed è stato grande rivale di Valentino Rossi, anche con accesi scontri verbali, ma senza mai riuscire a eguagliarne i successi nella classe più importante, la MotoGP. Già nel 200 a.C. i cinesi avevano costruito un rudimentale veicolo a 2 ruote fatto di legno e bambù, sul quale il conducente si sedeva dopo avergli dato una buona spinta. Fu poi Leonardo da Vinci, intorno al 1493, a disegnare un velocipede con sella sull'asse posteriore e ruote di uguale grandezza. Ma solo il 26 giugno del 1819 l'inglese Dennis Johnson brevettò per la prima volta una bicicletta, anche se mancavano i pedali e i freni. Sapete cosa sono i fenomeni periodici? Sono eventi che si ripetono con le medesime caratteristiche a intervalli regolari, come il battito cardiaco, l'alternarsi del giorno e della notte o il movimento oscillatorio di un pendolo. Il concetto di tempo è legato all'esistenza di eventi di questo tipo. Prendendo ad esempio come riferimento il giorno solare medio, possiamo definire un'ora come la 24esima parte del giorno, il minuto come la 60esima parte dell'ora e così via. Buongiorno ai 12, oggi è Mercurio che fa parlare di sé perché transita da Cancro a Leone, quindi torna a essere un Mercurio di fuoco, volitivo e comunicativo. Vediamo cosa accade nel cielo delle stelle. Ariete, Mercurio ritorna vostro amico, ma non solo, streggia dei patti e delle alleanze con Saturno e Nettuno e da oggi in poi niente vi potrà fermare. Aggiustate semplicemente qualcosa, superate gli ostacoli e vedrete che vincerete. Toro, per voi Mercurio comincia a essere quadrato, è il primo dei pianeti che comincia a darvi un po' di fastidio. Beh, poco male, visto che a voi Toro non piace essere troppo loquaci e del resto Mercurio ha già aggiustato ben bene la vostra socialità, quindi adesso anche un po' di rallentamento a livello comunicativo e verbale non fa certo male. Gemelli, per voi Mercurio diventa di nuovo scoppiettante, energico e comunicativo, soprattutto avrà voglia di vedere le persone che veramente amate come una
una conquista, come una vittoria. Oggi avrete voglia di ridere e scherzare con amici. Cancro, Mercurio abbandona i vostri gradi, ma vi promette di essere concreto e soprattutto di comunicare agli altri le importanti decisioni che in questi giorni planetari così significativi avete comunque dovuto prendere, per cui oggi la chiarezza dovrà fare parte del vostro eloquio. Leone, Mercurio entra nei vostri gradi, un bel pianeta che finalmente vi permette di esprimervi, di essere di nuovo più diplomatici e di discutere di tutto quello che è successo in una maniera ordinata e soprattutto che rimetta a posto le cose. Vergine, i più bravi a mettere a posto le cose siete sicuramente voi nello zodiaco, proprio perché riordinare è una vostra qualità. Ma oggi concedetevi di essere un po' più disordinati, anche perché Sole e Giove sul vostro Marte che ospitate nei vostri gradi vi vogliono un po' più distratti, un po' più attivi, un po' più sportivi, un po' più in fuga in vacanza e soprattutto dediti alla passione. Ascoltate i pianeti. Bilancia, giornata oggi per voi che prevede il ritorno dell'amicizia di Mercurio. Questa volta Mercurio vi chiede di fare gioco di squadra, di non fare da battitori liberi, non agite da soli, consultatevi e consigliatevi. Scorpione, Mercurio inizia a quadrare, è un po' che importa, anche perché la comunicazione ha dato degli ottimi risultati ultimamente, per cui adesso costruite anche ascoltando e conoscendo meglio le nuove persone che fanno parte della vostra vita sentimentale e o quelle del lavoro. Sagittario, Mercurio torna amico, finalmente trovate le parole giuste, vi potete esprimere, per cui forza, dite quello che avete da dire, siate assolutamente sereni nell'esplicare con la vostra solita morbidezza e il vostro ineguagliabile sorriso ciò che pensate. Capricorno, Mercurio finalmente esce dall'opposizione, quindi vi sentite di nuovo più liberi di parlare, di esprimervi e soprattutto anche di scendere a patti, a compromessi con le persone con cui vi interessa farlo, su tutti i piani che volete ovviamente. Acquario, Mercurio inizia a essere opposto e se la vede proprio con Plutone, per cui sarà bravo comunque a essere molto analitico dialetticamente, ad avere subito contezza delle bugie, di qualcuno che vuole fare il furbetto con voi, ma voi eviterete perché avete il dono di guardare al di là nel futuro e di essere sempre un passo più avanti agli altri. Pesci, perdete il contatto un po' con Mercurio, ma del resto non potrebbe non essere così, visto che la gioia che vi portano i pianeti, la vacanza e tutta la gioia sentimentale che per adesso le congiunzioni planetarie dispongono per voi, è bene abbandonare un po' i pensieri, distaccarvi un po' e anche prendere una pausa dal lavoro, ve la meritate. Era stato scartato da 12 case editrici, che chissà quanto hanno rimpianto quella scelta. Poi, il 26 giugno del 1997, finalmente Harry Potter e la pietra filosofale è uscito nelle librerie inglesi, scritto dall'allora sconosciuta Joanne K. Rowling e pubblicato dalla Bloomsbury. Pagato all'autrice 2.500 sterline, grazie al passaparola ha scalato piano piano le classifiche, fino a raggiungere nel 99 1 milione di copie vendute, primo di 7 volumi di una saga per ragazzi tradotta in 79 lingue e diffusa in 200 paesi. An Englishman's home is his castle. Letteralmente, la casa di un inglese è il suo castello. Anche in italiano abbiamo un modo regale di dirlo. A casa sua ognuno è re. Questo detto mette in guardia chiunque dal criticare gli atteggiamenti del padrone di casa quando si è ospiti, anche se alcuni comportamenti non vengono condivisi, infatti non vanno giudicati. Questo perché ognuno è il re della propria abitazione, ossia colui che fissa le leggi e le regole. Per questo motivo è libero di fare tutto ciò che vuole. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Joseph Peladan, critico d'arte, scultore ma anche esoterista. Entrò nella prima società segreta francese, dopodiché lasciò l'ordine per fondarne uno proprio.
Facevano parte del gruppo volti molto noti della letteratura e delle arti del tempo, tra loro Gauguin, Mallarmé e Verlaine. Suo ammiratore fu Gabriele D'Annunzio, che copiò interi brani delle sue opere. Si può dire che il dadaismo e il surrealismo furono suoi figli bastardi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. E voi non tardate domani a seguirci per una nuova puntata dell'Almanacco. Ci vediamo domani, ci trovate sempre qui per l'inizio di una nuova giornata insieme. Buona giornata dalla vostra Martina.